Accomodatevi. Per leggere stiamo qua. Prova. Questo è quello che prenderai tu. Tu sarai la prima. Sì. Allora chiedo al gentile pubblico di accomodarsi. Iniziamo la nostra cerimonia. Intanto vi chiedo un grande applauso per questa bella amicizia fra Italia e Francia. E fra Segusino e Saint-Jury. Allora, noi oggi celebriamo i 25 anni di gemellaggio fra queste due comunità, 25 anni di amicizie, di progetti sviluppati insieme, e uno potrebbe dire, beh, ma è facile fare festa. Invece non è proprio così, non è scontato, perché in Europa, in questo momento, nel mondo, lo sappiamo bene, non soffiano dei venti di pace, neanche in Europa, soffiano dei venti di guerra. Quindi dal mio punto di vista noi dobbiamo veramente custodire queste esperienze che noi oggi celebriamo in un contesto di festa, in un contesto, come abbiamo detto, di amicizia, ma non è proprio così. E non è sempre così purtroppo neanche fra Francia e Italia, perché c'è qualcuno che lavora per non fargli andare d'accordo questi paesi. E invece Segusino veramente è la dimostrazione del fatto che si può andare oltre qualsiasi tipo di problema per costruire qualcosa di più grande. Quindi veramente complimenti a queste due amministrazioni, a quella di Segusino e a quella di Saint-Jory, perché oggi qui diamo un esempio non solo al nostro paese, all'Italia, ma a tutta l'Europa e a tutto il mondo. Quindi grazie di cuore. E io voglio dare subito la parola al primo cittadino di Segusino, Gloria Paolon, per i saluti da parte dell'amministrazione comunale. Grazie. Grazie a te. Grazie per le belle parole. Bonjour à tous et bienvenue. Je vais parler en italien, mais vous pouvez trouver la traduction dans l'écran. Quindi buongiorno a tutti, grazie davvero per essere qui. Con grande piacere, a nome di tutta la cittadinanza, porgo il mio più cordiale e sincero saluto di benvenuto a tutti voi e vi ringrazio per partecipare così numerosi a questo momento così importante per la nostra comunità. Ringrazio in particolare il sindaco di Saint-Jory, Thierry Foucassier, e la sua signora per essere venuti personalmente. Dopo tutto questo tempo era anche ora di conoscerci. Così come tutta la delegazione di Saint-Jory, qui presente e numerosa. Ringrazio di cuore anche per la loro presenza la console onoraria di Francia a Venezia, la signora Marie-Christine Jamet. È davvero un onore averla con noi. L'ambasciatrice in Italia dell'associazione Franco-Italienne du Midi-Pyrénées, la signora Ortiz, il consigliere regionale Fabiano Barbisan, da sempre coinvolto negli scambi culturali e commerciali con la Francia e uno dei promotori del gemellaggio 25 anni or sono, il consigliere regionale Tommaso Razzolini, la vicepresidente della provincia Martina Bertelle, i colleghi sindaci dei comuni limitrofi, il presidente dei Trevisani nel mondo, Franco Conte, presidente provinciale chiaramente dei Trevisani nel mondo, gli ex sindaci Antonio Stramare e Guido Lio, qui con noi, che anche loro 25-26 anni or sono, forse qualcosa di più, hanno iniziato e portato avanti questo gemellaggio. Il presidente dei Trevisani nel mondo di Segusino, Giovanni Cappellin. Ricordo con grande piacere quando nel 1997 presi parte alla delegazione di segusinesi che si recarono a Saint-Jory per l'inizio del gemellaggio. Allora 14enne, certo non avrei immaginato che anni dopo avrei celebrato questa ricorrenza come sindaco. Molte cose sono successe in questo intervallo di tempo, ma l'atmosfera di simpatia ed amicizia che è andata man mano crescendo tra le nostre comunità e che oggi è ben percepibile in questa festosa giornata, dimostra la validità e la maturità di questa comune idea di varcare i confini per conoscere una realtà diversa e per imparare dal vivo il vero significato della parola Europa.
Da sindaco ho potuto constatare che il legame tra le nostre due comunità è rimasto sempre invariato, anzi, se possibile, ulteriormente rafforzato grazie all'instancabile lavoro dei due comitati gemellaggi. E a questo proposito voglio ringraziare particolarmente per la Francia Vittorina, Serge, Sonia, Francis e sicuramente molti altri che sto dimenticando, che ogni anno accompagnano qui dei giovani di Saint-Jory a visitare la nostra provincia. E per l'Italia Diego, Dionigi, Denis, ovviamente Guido e Antonio, Carlo, Silvana, che 25 anni fa era la presidente del nostro comitato gemellaggi di Segusino, e Céline e Massimiliano, che hanno dato una grande mano a questo evento, e tutti coloro che hanno lavorato per l'organizzazione. Come dico sempre, l'amministrazione potrà anche essere la mente, ma le persone sono il braccio e il cuore, il vero motore di tutto ciò che succede nelle nostre comunità. Sono una risorsa preziosa che condividiamo a Segusino come a Saint-Jory. Per questa ricorrenza abbiamo cercato di creare una giornata di festa, cercando di mostrare al massimo l'ospitalità di cui siamo capaci a Segusino, e come sapete avremo con noi un ospite d'eccezione, il cantautore francese Francis Cabrel, il cui nonno è emigrato da Segusino esattamente 100 anni or sono e che con grande piacere ci fa l'onore di esibirsi per noi questa sera. Sono sicura dunque che sarà una giornata e una serata ricca di emozioni. Per concludere vorrei dire che ciò che ci ha portato a stimarci in tutti questi anni, sino ad arrivare a chiamarci amici, è la condivisione di un'idea della comune cittadinanza europea fatta di responsabilità e rispetto, di pace e di tolleranza. Sono questi i valori sui quali svilupperemo le nostre azioni in futuro, augurandoci di trovarci ancora qui tra altri 25 anni per celebrare nuovamente la nostra amicizia. Grazie nuovamente a tutti e spero davvero possiate trascorrere dei bei momenti con noi oggi. Grazie ancora. Grazie al sindaco di Segusino, Gloria Paulon. Adesso passo la parola al collega sindaco di Saint-Jory, Thierry Foucassier. Prego. Alors, come Gloria parla je reprends. Come Gloria parla abbastanza bene l'italiano, parlerò francesche e puis confesso che mi comodo. Les liens historiques entre nos deux communes datent d'il y a beaucoup plus de 25 ans et ont fondé maintenant de nombreuses familles franco-italiennes dans le sud et même ailleurs de la France. En me promenant dans votre contrée, j'ai rencontré plusieurs noms que je connaissais déjà. Par exemple, le nom Roncato, qui illustre bien également la réussite des Italiens à Saint-Jory, ainsi que Stramar, qu'on a déjà cité, qui a été maire de commune de Saint-Alban, juste à côté de chez nous, pendant presque et même plus de 45 ans. Aujourd'hui, Gloria et moi perpétuons ces échanges et nous retrouvons certains acteurs qui ont créé ce jumelage il y a 25 ans. Je citerai Victorine, donc ici présente, Gérard Levé, le pompier ici présent aussi, qui était présent et qui continueront d'être présents, j'espère. Mais aussi Guido, l'ancien maire, également présent. Silvana, l'ancienne présidente de l'association ici locale. Et Johnny G. Alors, Johnny G a une particularité, il est connu au-delà de la frontière de Segusino et au-delà de l'Italie, notamment par sa cave. Voilà, Victorine n'arrête pas de me parler de cette fameuse cave que faudra traduire peut-être, que je n'ai pas vu, mais on m'en a longtemps parlé. Alors, je suis extrêmement honoré d'être parmi vous aujourd'hui, alors que nous célébrons ce merveilleux anniversaire de le jumelage entre nos deux communes, Saint-Jory et Segusino. C'est un moment plus de camaraderie, mais aussi de grande joie. Et je suis aujourd'hui reconnaissant de m'adresser devant ce public franco-italien. Lorsque nous avons entamé cette belle aventure il y a quelques années, nous ne savions pas encore à quel point nos deux communautés pourraient se lier de manière aussi étroite. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que notre jumelage est une véritable réussite et d'amitié transfrontalière entre nos deux beaux pays. La collaboration entre nos deux villes a apporté de nombreux avantages. Nous avons partagé la culture, les traditions, bien évidemment la gastronomie, c'est important pour les Italiens, mais également pour les Français, et nos connaissances.
Et pour cela, je tiens à vous remercier du fond du cœur, grazie mille, caro amici italiani, pour votre générosité et votre hospitalité sans faille. J'ai le plaisir de vous annoncer que lors de votre prochaine venue à Saint-Jory, nous organiserons un tournoi avec compétition, un tournoi autant de pétanque, de boules lyonnaises et de bowling, car nous avons un bowling sur notre commune. Un bowling. Oui, vous avez bien entendu, préparez-vous à une compétition autant amicale qu'acharnée, où nos deux villes s'affronteront dans une bataille bouleversante. Bon, pour les Français, il y a un petit jeu de mots. Sans oublier bien sûr de savourer une bonne pizza, quand nous gagnerons peut-être après l'effort. La diversité économique de votre commune est bien connue également, à travers vos nombreuses usines, tu peux en témoigner Gloria, mais également à travers l'aspect montagnard, autant l'été que l'hiver, ainsi que, bon, nous on a le champagne, mais vous avez quand même le Prosecco, et vous dépassez même l'international avec votre célèbre Spritz maintenant. Chers amis, notre Questa jumelage... parte l'hanno capita tutti. Questa l'hanno capita tutti. Là, c'est moi qui n'ai pas compris. Chers amis, notre jumelage est bien plus qu'une simple relation entre nos deux villes. C'est une histoire de rencontre, de partage et d'enrichissement mutuel. Au fil des années, nous avons construit des ponts solides qui unissent nos deux communautés et je suis convaincu que ces liens continueront de se renforcer, même bien après nous. En conclusion, j'essayerai de dire speriamo di darvi il benvenuto molto calorosamente, molto presto. Sarai sempre il benvenuti a Saint-Jory. Merci Sindaco. Adesso la presidente del comitato gemellaggi di Saint-Jory, Victoria Stegno, ci dirà le parti più importanti del discorso del primo cittadino. Buonasera. Sì, 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 sì. Là. Buonasera a tutti. Vai a fare una piccola traduzione. Scusami per l'italiano, è il dialetto. Mi non sono nata in Italia, scusate. Allora il nostro sindaco Thierry Forcassier vi ringrazia tanto. Noi pensiamo che le due città si fusionate la cosita, perché non è solo che un scambio, è una grande amicizia. E mi ringrazio anche perché all'origine del gemellaggio è stato Antonio Stramare, lui che è stato all'origine con l'Alleanza Franco-Italiana. E grazie tanto Antonio sì, grazie. e Thierry Forcassier vuole che il nostro scambio continui ancora tanti anni. Con l'amicizia, finché posso continuerò a fare scambi con i fioi di Saint-Jory e li menerò sempre qua. È un paese proprio simpatico, una tranquillità. Thierry l'ha potuto vederlo anche ieri sera e se ci vesti qua non si può dire come che è grandioso. Ecco, grazie tanto. Grazie. Grazie di cuore a Victoria Stegno e adesso cerchiamo di capire come è nato questo gemellaggio. E quindi io do la parola all'ex sindaco di Segusino, Antonio Stramare. Era sindaco nel famoso anno 1997. Che cosa è successo in quell'anno? Allora, intanto, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare i signori sindaci di Segusino e Saint-Jory e le loro amministrazioni comunali, attuali e precedenti, che hanno voluto continuare questo gemellaggio. Grazie ai comitati del gemellaggio di Saint-Jory, la sua presidente Vittorina, che ha parlato prima, il comitato di Segusino con la ex presidente Silvana Savoia,
Un particolare ringraziamento all'associazione Alliance Franco-Italienne du Midi-Pyrénées e il suo fondatore Bruno Grotto e ex presidente Alain Clerc, che in questo momento va in nostro ricordo visto che non c'è più. Vorrei in poche parole spiegare come è nato questo gemellaggio. Allora, nella fine degli anni '80, il sindaco di allora, Giordano De Rui, riceveva una delegazione di un paese francese, Saint-Alban, guidata dal sindaco Raymond Rosé Stramare. Per chi non lo conosce, era un cugino di Mondo, il nostro ex giornalaio che aveva l'edicola qui di fronte. Successivamente noi, come amministrazione, siamo stati invitati dall'Allianza a visitare quei territori francesi che sono le Porte di Tolosa, bei territori anche bellissimi. Da questo incontro abbiamo conosciuto gli amministratori di Saint-Jury, un paese confinante con Saint-Alban, e con sorpresa ci siamo accorti che gran parte della gente parlava il nostro dialetto. Allora, grazie anche ad emigrazioni precedenti, ovviamente dopo la guerra, sia della Prima Guerra Mondiale che anche della Seconda. Dopo vari incontri si è voluto ad arrivare ad un gemellaggio, sostenuto in parte da un progetto europeo, motivato da rapporti di amicizia, fraternità fra le popolazioni europee. Un altro motivo era per dare un buon riconoscimento, un forte riconoscimento all'emigrazione di italiani nel dopoguerra, cercando fortuna altrove, in Francia, in Svizzera, in Germania, in tutto il mondo. Vediamo anche a Cipino, perché abbiamo fatto poco tempo fa anche l'incontro con Cipino, che molti però qui, gli emigranti europei, sono tornati nei loro paesi e hanno contribuito a risolvere l'economia della nostra Italia distrutta dalla guerra. Altro importante motivo era quello di far incontrare i nostri giovani, le scuole, le associazioni, per confrontarsi nelle diversità culturali di paesi a noi vicini, che era anche questa una cosa molto importante secondo noi da fare. Io sono convinto e credo che dopo 25 anni si sia concretizzato questo programma, questo progetto, grazie anche agli amministratori che si sono susseguiti, grazie al Comitato del Gemellaggio, ai volontari che hanno aiutato e creduto in questo progetto, grazie all'Alliance Franco-Italienne Midi-Pyrénées Veneto, il suo fondatore Bruno Grotto, che non potendo partecipare con una telefonata esprime la sua vicinanza di vero cuore, al suo ex presidente Alain Clerc, che purtroppo ci ha lasciato, che ci hanno sempre aiutato, supportato nei vari incontri. Un grazie di vero cuore ai rappresentanti in Italia qui presenti, Emanuela Ortis, Andrea Prevedello, che arriverà un po' in ritardo perché aveva un altro impegno, al consigliere regionale Fabiano Barbisan e anche ai sindaci che sono qui presenti e tutta l'organizzazione. Con questo ovviamente anche tutti i partecipanti che sono arrivati a Saint-Jury. Con questo io ringrazio tutti con l'augurio che questo gemellaggio continui sempre e sia portatore di pace, di amicizia e di fraternità tra le nostre due comunità. Grazie a tutti. Grazie all'ex sindaco Antonio Stramare, davvero di cuore per questo intervento. Adesso l'intervento invece dell'ex sindaco Guido Lio, che ha studiato francese all'università, ha fatto un esame, non bisogna dire troppe cose ai giornalisti. Alors, d'abord, je parle français. J'essaie de parler français. Bonsoir à tous. Je remercie en particulier le maire Gloria Paulon pour l'invitation de cette fête de 25 anniversaire du gemellage. Et bonsoir en particulier à la maire Thierry de Saint-Jury et à toutes vous, à l'association, à l'autorité. En cours de mon mandat,
j'avais continué l'expérience du gemellage. Et commencé par le maire Antonio Stramare. Un témoignage de fraternité, amitié et valeurs positives de l'immigration vénétienne. C'est le particulier. Et merci beaucoup al comitato de gemellage, in particolare della France Vittorina, il précédent. Et merci beaucoup aux pompiers et les autres associations, le président de l'autre association, contribué beaucoup à continuer par poursuivre et poursuivre cette expérience. Je suis content d'avoir dédié l'auberge a Miliès, a Saint-Jury. Basta. Merci beaucoup. Possiamo dire anche qualcosa in italiano. Basta francese, no, sono un po' emozionato. Sì, buonasera a tutti. Ho salutato il sindaco di Segusino, il sindaco Thierry di Saint-Jury e semplicemente io sono venuto dopo il sindaco Antonio Stramare, ho continuato l'esperienza del gemellaggio in tanti anni, appunto anche con gli incontri con le scuole, incontri avec il collegio di Valdobbiadene e di Saint-Jury e le vari inviti, i vari incontri insomma che sono stati fatti, ed è un'esperienza molto positiva perché c'è uno scambio di idee, di pensiero. Avviciniamo il microfono un attimo. Ah sì, scusa, è un scambio di idee, di pensiero e quindi è anche la condivisione di modi di pensare, anche si vede che anche la presenza veneta, che penso sia stata e sarà sempre un'esperienza positiva per quanto riguarda coloro che sono immigrati, perché dove sono andati hanno portato benessere e lavoro. Questo ci tengo a sottolineare. Questo ho detto prima, insomma, agli nostri amici francesi. Spero che continui e proseguirà questa esperienza, cioè, spero che continuerà questa esperienza anche con le prossime anni, nei prossimi anni, e con le nuove amministrazioni, ecco, che sia un'esperienza positiva, perché l'esperienza del gemellaggio europeo è importante appunto per la nostra crescita, anche per tenersi anche compatti a fronte delle nuove sfide che ci sono anche a livello internazionale. Grazie a tutti, merci. A tutti. Grazie anche all'ex sindaco Guido Lio. Adesso vi chiedo di fare un cambio di poltrone e quindi salgono per un saluto la console onoraria di Francia a Venezia, Madame Jamet, e il consigliere regionale Fabiano Barbisan, che come ricordava il sindaco Gloria Paolon è coinvolto da sempre negli scambi culturali e commerciali del nostro paese e della nostra regione con la Francia ed è stato uno dei protagonisti del gemellaggio. Ne approfitto ancora per salutare il consigliere regionale Tommaso Razzolini, che è venuto anche lui nonostante i vari impegni, e anche la sindaca di Alano di Piave, Serenella Bogana, che è sempre presente qui per la comunità di Segusino. Prego, console. Buongiorno a tutti. Cosa faccio? Mi autotraduco? Je me traduis, je parle un po' in français, un po' in italiano, va bene? Anche se, essendo docente a Ca' Foscari, a Venezia, il mio campo di lavoro, di ricerca sull'apprendimento delle lingue è fare in modo che la gente possa comunicare ognuno parlando la propria lingua. E quindi stiamo sviluppando, in particolare con le lingue romanze, dei metodi e vi giuro in 8 ore possiamo portare, non a comunicare oralmente, ma lo scritto, in 8 ore possono leggere un articolo di giornale in una lingua vicina, in italiano, in spagnolo, in portoghese. Quindi forse per voi, per comunicare nel futuro, potrebbe essere qualcosa da sviluppare, la comprensione.
Allora, porto i saluti del console generale che è a Milano, che è responsabile di tutto il nord Italia. Non potendo essere presente, mi ha delegato in quanto console onoraria, quindi per Venezia e poi per la regione. E ho accettato con grande piacere l'invito, quindi si dice sindaca o sindaco? Del sindaco, che ringrazio, perché proprio credo in quello che state facendo, ci credo profondamente perché bisogna partire dalla realtà dalla base per creare appunto questi legami tra i popoli e poi creare l'Europa. Poi questa regione, e poi un'altra ragione, anch'io sono figlia dell'immigrazione, mia mamma si chiamava Rossi, quindi più italiano di così, e poi ritornata in Italia, quindi la vita in Europa è fatta di scambi così. E poi questa regione è veramente cara per i francesi. Qua vicino c'è il monumento dei caduti alla Prima Guerra mondiale. Alors je traduis pour les Français, c'est une région qui est très chère au cœur des Français ici, parce que durant la Première Guerre mondiale, la France a envoyé énormément de soldats pour repousser les troupes autrichiennes et les soldats français ont contribué à une victoire qui a été décisive. Et il y a donc tout près d'ici un immense monument qui est vraiment très touchant avec une statue qui représente, il y a un style fasciste de l'époque, mais qui est très touchante parce qu'elle représente deux mères qui portent un seul corps, un seul fils. Et c'est symboliquement extrêmement fort. Et l'ambassadeur Christian Massé est venu cette année a Pederoba pour le celebrazioni. Quindi in italiano l'ambasciatore quest'anno, siccome questa regione è molto cara ai cuori dei francesi, è venuto per le celebrazioni di Pederoba. Poi c'è un'altra cosa che parliamo della vostra realtà che è bellissima, che parte dalla base, però vi devo anche comunicare che c'è un'iniziativa che parte dall'alto. Forse non avete sentito parlare del Trattato del Quirinale, sì? No? Firmato il 26 novembre del 2021, quindi è molto recente, tra Draghi e Emmanuel Macron, ed è un trattato che vuole rinforzare la coopération tra i due paesi. Donc le traité du Quirinal qui a été signé le 26 novembre 2021, donc c'est vraiment tout récent, veut renforcer la collaboration, la coopération entre nos deux pays sur tous les niveaux, économique, éducation, recherche, eccetera. Quindi il Trattato del Quirinale viene dall'alto, voi venite dal basso e quindi è un periodo proprio favorevole per i nostri paesi, malgrado, come l'aveva detto prima, dei temporali di superficie che ogni tanto. Allora dico agli italiani, la Gioconda non è stata rubata. Anzi. Et non, la Joconde a été achetée régulièrement par le roi François Ier qui adorait Léonard de Vinci au point de l'avoir invité en France. Quindi il Trattato del Quirinale prevede questa collaborazione e cooperazione. Mi ha chiesto prima di dire due parole a livello educativo, quindi sono molto lieta di aver sentito qua che avete degli scambi regolari, des échanges réguliers avec les écoles. Donc ça, c'est vraiment fondamental aussi parce que plus on part jeune pour rencontrer l'autre, mieux c'est. E più si parte da giovane, più si aprono, diciamo, gli orizzonti da piccoli, meglio è. E quindi una cosa che volevo dirvi, non so se lo sapete, la Francia e l'Italia hanno dei programmi educativi congiunti e fanno la maturità e il baccalauréat insieme, si chiama ESABAC. Non so se vous avez entendu parler de l'ESABAC, les Français? Oui? Donc, on peut avoir un diplôme conjoint. Donc, si on est en France, on étudie l'histoire et la littérature italienne en italien. Se uno è in Italia, studia la letteratura francese e la storia
generale, non solo francese, la storia in lingua francese e dopo hanno il doppio diploma che si chiama ESABAC. In Italia funziona benissimo, ci sono tantissime sezioni sparse in tutto il territorio. In Francia un po' meno, quindi a Saint-Jory dovete spronare sempre per l'italiano, vous devez pousser pour l'italien pour qu'il y ait de plus en plus de classes, de ces classes bilingues pour l'italien, parce que nous en France on a anglais, espagnol majoritaire et l'italien reste une langue disons, moins étudiée en général. Le français ici en Italie se maintient, même s'il y a spagnolo maintenant, quindi il francese si mantiene. Io all'università ho un po' più di un centinaio di ragazzi, matricole, specialisti di lingua, poi ci sono gli economisti, eccetera. E quindi queste parole solo per darvi alcune informazioni su questi rapporti tra la Francia e l'Italia che sono molto stretti, molto profondi, siamo proprio i cugini veramente, e quindi vedere la gioia prima, la vostra gioia, mi rallegra anche me, perché io penso veramente che bisogna fare come fate. Quindi 25 anni siete un modello. Grazie. Grazie a Madame Jamet. Passiamo la parola al consigliere regionale Fabiano Barbisan, poi eventualmente per un po' di traduzione chiedo a lei. Prego. Facciamo, sì? Benissimo. Vediamo di arrangiarsi. Sì, da parte mia un saluto di cuore a tutti, le autorità, un ringraziamento al sindaco di Segusino, ringraziamento anche al sindaco di Saint-Jory, perché averlo qua è una bella cosa, è un premio con i suoi cittadini che hanno partecipato. Salutations et remerciements au maire de Ségouzine et au maire de Saint-Jory, parce qu'il est venu avec toute une délégation de Saint-Jory. Io lavoravo in Francia negli anni 90 e quindi mi sono ritrovato casualmente in contatto con gli emigranti dall'Italia alla Francia, con coloro che lavoravano, e quindi Bruno Grotto. Donc, il travaillait en France dans les années 90 et par conséquent, il était en contact avec les immigrés italiens et en particulier Bruno Cavalier Bruno Grotto. Voilà. Lì ho conosciuto appunto Bruno Grotto e Alain Clerc, nominato anche lui Cavaliere della Repubblica Italiana. Qui était chevalier de la République italienne, Bruno Grotto. L'idea dell'Alliance franco-italienne è stata di nominare un francese a presidente del sodalizio. Perché? Perché l'idea era: ringraziamo la Francia che ci ha accolto, ma ricordate anche alla Francia che noi immigranti abbiamo contribuito serenamente, col nostro lavoro, a un qualcosa che ha, diciamo, ingrandito la Francia economicamente. Alors, l'idée de l'association franco-italienne de Midi-Pyrénées a été de nommer un Français comme président. Pourquoi? Il y avait deux motifs. Remercier la France qui avait accueilli les immigrés italiens, d'une part, mais aussi rappeler à la France que ces immigrés italiens ont contribué
à l'enrichissement par leur travail et l'enrichissement de la France. Loro venivano di frequente spesso in Italia, Bruno Grotto, Alain Clerc e un altro amico, Mario Canciani, che non è potuto venire qua. Bruno Grotto un mese fa ha compiuto 87 anni e ha qualche problemino a casa e quindi non si muove. Alors Bruno Grotto, qui a eu 87 ans il y a peu, a des difficultés et donc il n'a pas pu se déplacer, mais il venait très souvent en Italie avec un ami qui s'appelait Mario Canciani. L'alleanza nasce il 15 maggio del 93 e l'idea subito è stata quella di mettere vicino comuni Francia, Italia per scambi culturali, poi anche commerciali se poteva succedere. Donc l'alliance est née le 15 mai 93 et l'idée était de mettre les communes, les mairies franco-italiennes en relation, surtout pour les aspects culturels au départ et peut-être ensuite économiques. Bruno Grotto abita a Castelginest, periferia di Tolosa, come peraltro Saint-Jury e altri comuni, Sant'Alban, lì nel circondario, ed è stato, se ricordo bene, il primo gemellaggio con Fossalta di Piave, Ponte di Piave. Ponte di Piave che mi pare che ho visto il sindaco, eccolo laggiù, è arrivato Andrea Prevedello. Castelginest, Ponte di Piave, a seguire Aucanville con Fossalta di Portogruaro, paese di nascita, comune di nascita di Bruno Grotto. Alors il y a eu deux premiers jumelages, Ponte di Piave avec, et alors là vous allez m'aider les Français, Castelginest, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, et Fossalto Portogruaro avec Aucanville. Aucanville. Oui. È giusto anche ricordare la figura di un giornalista, di un amico, Luciano Sandron, che parecchi di voi ricorderanno. Anche questo è anziano, non si muove poco, e al quale da vivente, gli è stata intitolata la biblioteca di Aucanville. Ad Aucanville la biblioteca si chiama Luciano Sandron. Alors, il est juste de rappeler également la figure de Luciano Sandron, qui était journaliste, qui est désormais âgé et donc ne peut pas se déplacer, mais la bibliothèque de Aucanville porte son nom. Bene, qualche altro ricordo mio personale, perché io ho fatto appunto anni di lavoro, di travai su e giù per le montagne francesi, raccoglievo i vitelli, le petits-veaux, raccoglievo le petits-veaux, ramassage de les petits-veaux in France, sì, le mâles. Les vitelli, dentro la montagna. Sì. D'accord. Donc, il a travaillé pendant très longtemps dans les montagnes pour aller chercher les petits veaux. Moi qui suis citadine, je comprends pas trop. Sempre avuto una accoglienza buona, cordiale, serena, e in quegli anni, nei primi anni poi 2010-2012, è emersa una disgrazia importante per noi italiani, anche per la provincia di Belluno, che ha avuto 4 defunti nella tragedia dell'Isur, che Isur, zona, la barrage dell'Isur, della Val de Vic de Sceaux, sì. E anche qua si è vista l'importanza
dello scambio Italia-Francia e l'umanità di questa gente francese di quelle valli e quindi tutto il circondario dei Pirenei, per ricordare questa immensa tragedia. Donc, il voudrait aborder des souvenirs personnels et ces années de travail où il a toujours trouvé en France un très bon accueil cordial et beaucoup de sérénité. Et il rappelle aussi cette tragédie qui a eu lieu en 2010-2012, qui a été une tragédie, donc un barrage qui s'est rompu. Et à cette occasion tragique, ce dont il te souvient, c'est de l'importance des échanges franco-italiens et de l'aide qui a été apportée à ce moment-là. Merci. Io ringrazio tutti quanti e un cordiale saluto. Dopo, assieme al collega Tommaso Razzolini qua del territorio, abbiamo anche un piccolo presente per il signor Console e il signor Sindaco di Saint-Jury. Grazie a tutti. Grazie. Ecco, ringraziamo ancora Madame Jamet e il consigliere regionale Fabiano Barbisana. Adesso vi chiedo di ritornare al vostro posto e chiamo per un saluto il vicepresidente della provincia di Treviso, Martina Bertelle, e l'ambasciatrice in Italia dell'Alliance Franco-Italienne, Emanuela Ortis. Grazie. Volevo ricordare anche che il vicepresidente Bertelle è anche assessore all'istruzione del comune di Valdobbiadene che ha le scuole medie dove i ragazzi di Segusino studiano da anni la lingua francese. Io mi ricordo anche quando andavo a scuola io facevo il corso di tedesco. Comunque Valdobbiadene insegna da tanti anni il francese anche ai ragazzi di Segusino. Buongiorno a tutti, un saluto da parte mia e un saluto particolare anche al sindaco ospite e all'amministrazione comunale. Ringrazio per l'invito. È vero Andrea, anch'io ho studiato francese ma non parlerò francese perché no, per evitare mi ricordo veramente poco, però capisco, perché adesso mi sono resa conto che ricordo insomma alcune parole, quindi lo studio ha dato i suoi frutti. Grazie veramente per l'invito. Io mi limito a fare i complimenti a queste due amministrazioni. Avere dei gemellaggi al giorno d'oggi non è facile, soprattutto per i comuni piccoli, e Segusino ne ha addirittura due, davvero molto impegnativi, e quindi mi complimento perché ci vuole tempo, ci vogliono risorse, ci vogliono le persone giuste che hanno la volontà e il tempo di portare avanti questa amicizia. Questa è la parola che è stata usata oggi e mi è piaciuta tantissimo. Abbiamo delle difficoltà a comunicare a volte anche tra comuni vicini, figuriamoci con paesi all'estero, e se penso anche alla Francia, quanto competizione c'è anche nella cultura generale, insomma fa sorridere. E invece qui si sente proprio la volontà e la voglia di portare avanti questa grande amicizia già da 25 anni, e questo appunto è merito delle persone e delle amministrazioni che negli anni, in questi 25 anni, si sono succedute, quindi veramente complimenti. Anch'io penso che a portare avanti questo tipo di amicizia sia importante il coinvolgimento delle scuole e dei giovani, perché è così che noi riusciamo a far conoscere la nostra cultura. Noi poi trevigiani siamo molto legati alla nostra storia, alle nostre radici, soprattutto anche qui a Segusino sentiamo questo bisogno di far conoscere da dove arriviamo, e quindi questo, il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole, ci dà la possibilità di far conoscere la nostra cultura trevigiana e veneta. Qui abbiamo appunto anche il presidente dei Trevigiani del Mondo. Io lo ringrazio perché l'associazione dà un grande supporto alle associazioni e permette a questi gemellaggi di essere portati avanti e di mantenere
in contatti. Noi come provincia li ospitiamo appunto nella nostro spazio, all'interno della nostra provincia, perché crediamo appunto in quello che fanno nel loro operato. Quindi io auguro altri 25 anni e più a questo gemellaggio e faccio ancora i complimenti a tutte le persone che portano avanti questo grande impegno. Grazie. Buongiorno a tutti, io rappresento in questo momento l'Alliance Franco-Italienne, di cui avete già sentito molto parlare, e la mia presenza qui è dovuta al fatto che il presidente dell'Alliance Franco-Italienne, anche lui anziano ormai, non può essere presente, però ha voluto mandarci un suo messaggio e quindi mi ha pregato di leggerlo. Lo leggerò prima in francese, con il mio francese, anch'io, e poi anche nella traduzione italiana. Dunque, andiamo qua, leggiamo bene. Alors, chers amis italiennes, les rencontres et les fêtes de l'amitié franco-italienne depuis les années 1986 et 87 à aujourd'hui ont perduré. Notre mouvement, né d'une poignée de migrants à Castelginest, dont Bruno Grotto et le professeur Domenico Zago, les fondateurs, et toutes les personnes les ayant accompagnés et aidés en France et en Italie, sous la présidence de notre regretté président Alain Clerc, brutalement décédé, est devenu une belle et étonnant élan d'amitié. La reconnaissance officielle de l'Alliance franco-italienne de Midi-Pyrénées par la présidente de la région Veneto en 1997, année de votre jumelage, a vivement encouragé ce mouvement. Ainsi, une belle équipe de bénévoles, dont la liste serait trop longue à citer, a entrepris les démarches auprès des autorités régionales, maires, conseillers, ce qui, au cours des années, a permis la création dans 15 ans des jumelages selon les demandes des communes de Vénétie ou de Midi-Pyrénées. Ainsi, on peut être réalisé échanges scolaires, sportifs, culturels et festifs, tissant des liens d'amitié profonds et durables. D'autre part, des histoires émouvantes ont touché ceux qui ont pu retrouver leur village natal après tant d'années. Ce rôle fédérateur autour de la fraternité franco-italienne s'est renforcé à travers quelques exemples, avec les souvenirs au cœur de la vallée ariégeoise, en commémorant le drame d'Isour, où 28 ouvriers italiens ont péri victimes d'une avalanche lors de la construction du barrage, les témoignages de ceux qui ont raconté les réalités de l'immigration dans notre livre, la création d'une section langue et culture où chaque année, 150 à 200 participants apprennent votre belle langue. Ces liens forts et fraternels que vous fêtez aujourd'hui, nous souhaitons qu'ils durent encore longtemps et que les plus jeunes puissent en prendre le relais afin de perpétuer ce bel élan d'amitié entre nos deux peuples. Pour l'Alliance franco-italienne de Midi-Pyrénées, Georges Forêt, présidente. Bene. Ecco. Vi leggo la traduzione. Cari amici italiani, gli incontri e le feste dell'amicizia franco-italiana iniziate negli anni 86-87 continuano ancora oggi. Il nostro movimento, nato da un ristretto gruppo di emigrati di Castelginest, tra i quali Bruno Grotto e il professore Domenico Zago, i fondatori, insieme a tutte le persone che li hanno accompagnati e aiutati in Italia e in Francia,
sotto la presidenza del nostro rimpianto presidente Alain Clerc, improvvisamente deceduto, è divenuto uno slancio d'amicizia bello e sorprendente. Il riconoscimento ufficiale dell'Alleanza franco-italiana da parte della Presidente del Consiglio regionale del Veneto nel 1997, anno del vostro gemellaggio, ha vivamente incoraggiato il movimento. Così un bel gruppo di volontari, la cui lista sarebbe troppo lunga da citare, ha intrapreso i contatti con le autorità regionali, i sindaci, i consiglieri, e ciò nel corso degli anni ha dato vita a una quindicina di gemellaggi, in base alle richieste dei comuni del Veneto o della regione del Midi-Pirenei. Così si sono potuti realizzare scambi scolastici, sportivi, culturali, festeggiamenti, tessere dei legami di amicizia profondi e durevoli. Ci sono anche storie emozionanti che hanno riguardato coloro che hanno potuto ritrovare il loro paese natale dopo tanti anni. Questo ruolo federatore attorno alla fratellanza franco-italiana si è rinforzato attraverso diverse azioni. Per esempio, come nominava il consigliere Barbisan, nel cuore della valle dell'Ariège, con la commemorazione del dramma di Sur, dove 28 operai italiani sono morti vittime di una valanga mentre costruivano una diga. Questo è avvenuto nel 1939 e quasi ogni 2 o 3 anni siamo proprio invitati lì nei Pirenei a ricordare questo evento e il prossimo incontro sarà proprio il prossimo anno, 2024, il 24 marzo, anniversario di questa tragedia che però ha dato origine a 2 gemellaggi, a molti scambi, ha trasformato questa vallata perché per esempio è nato un museo, è nato il percorso fin su alla diga, insomma anche questo è un esempio che è nato proprio da tutti questo lavoro svolto dall'Alliance franco-italienne. Poi le testimonianze nel nostro libro, ecco, di cui darò una copia al sindaco di Segusino e al sindaco di Saint-Jory, che si chiama appunto Emigrati italiani nel Midi-Pirenei in Francia, quindi testimonianze nel nostro libro di quelli che hanno raccontato la realtà dell'emigrazione. E infine, ecco, una cosa molto molto importante, la creazione della sezione Lingua e Cultura, dove ogni anno da 150 a 200 partecipanti apprendono la vostra bella lingua. Questo legame forte e fraterno che voi festeggiate oggi, ci auguriamo che duri ancora a lungo e che i più giovani prendano il testimone e perpetuino così questo bel slancio di amicizia tra i nostri 2 popoli. Il presidente dell'Alliance franco-italienne, Georges Fauré. Ringrazio ancora l'ambasciatrice in Italia dell'Alliance, Emanuela Ortiz, e il vicepresidente della provincia di Treviso, Martina Bertelle. E adesso c'è anche la consegna di questi libri di cui parlava l'ambasciatrice. Bene, adesso ci sarà una sorpresa perché i consiglieri regionali Fabiano Barbisan e Tommaso Razzolini vogliono dare adesso un omaggio ai nostri ospiti francesi e non solo. Quindi un applauso. Un omaggio a nome della Regione Veneto. E voglio ricordare un'altra cosa, noi in Veneto abbiamo questo grande precursore degli scambi tra popoli, che è Marco Polo, che verrà festeggiato l'anno prossimo, nel 2024, un importante anniversario, quindi da sempre questa regione è aperta agli scambi e alle collaborazioni con paesi da tutto il mondo.
Ringrazio i consiglieri regionali Fabiano Barbisan e Tommaso Razzolini e ora concludiamo con gli ultimi due interventi prima del momento clou della nostra cerimonia. Quindi chiamo il presidente dell'Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo, Franco Conte, ex sindaco di Resana, ex parlamentare, e il presidente della Trevisani nel Mondo di Segusino, Giovanni Capellin. Un applauso anche per loro. Io ricordo con piacere che con il presidente Conte, proprio un anno fa, ci siamo trovati a celebrare un altro bellissimo gemellaggio con Cipilo. Insomma, questa, la terra trevigiana, è una terra aperta agli scambi a 360 gradi. Bonsoir à tout le monde et bienvenue à la délégation de Saint-Jory. Excuse-moi parce que je ne parle pas bien le français et je parlerai ce soir in italien pour la plupart. Allora, ringrazio l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Gloria Paolon per avermi dato l'opportunità di dare il mio modesto contributo a questo 25esimo anno di gemellaggio tra Saint-Jory e Segusino. 25 anni fa è stato fatto questo gemellaggio perché c'erano alcune famiglie di origine segusinese che avevano posto le loro radici nei paesi di Saint-Jory, di Saint-Alban e di altri comuni nell'Alta Garonna francese. Ma io credo che alla fine di tutto questo sia avvenuto e consolidato per motivi ben più ampi, riguardanti l'emigrazione italiana degli anni 50 post-guerra e anche quella fra le due guerre mondiali. Infatti, la storiografia francese ha dipinto l'immigrazione veneta in quelle zone rurali dell'Alta Garonna e nella regione dell'Occitania come un trasferimento di popolazione promosso da alcune iniziative locali di varia natura, al fine di risollevare l'economia della regione e dunque come inserimento di criticità di individui, sia pure con criticità, ma io dico con scarsi problemi, anche se ancora negli anni 50 l'immigrazione veneta era guardata con preoccupazione e giudicata da qualche amministratore cattiva. Traduzione. Alors, à la fin de la guerre, ce qui se passe avec les Arabes aujourd'hui, la bagarre et les choses comme ça. Elle s'est passée entre les Italiens et les Français. Non so se avete capito, ma sarà nel corso del decennio successivo, in seguito alla guerra d'Algeria e alla sua indipendenza nel 1962, che si verificherà un certo slittamento nella percezione delle varie immigrazioni da parte dell'opinione pubblica francese. Infatti, gli algerini furono giudicati meno assimilabili rispetto ai veneti, consentendone una netta rivalutazione. L'immigrazione veneta venne considerata buona. Traduzione. L'italien, placé au dernier rang des étrangers, assimilable,
Dans les années 50, cédait sa place à l'Algérien et par extension aux Arabes de la décennie suivante. Après la guerre d'Algérie, s'opère un basculement dans les hiérarchies des immigrations. La logique binaire d'analyse des phénomènes migratoires est bonne et mauvaise. L'immigration n'évolue guère. Ce qui change, c'est que la mauvaise immigration devient bonne parce qu'une autre è jugée più mauvaise. Dopo non fai più. Devo comunque dire che tutti i veneti hanno goduto di una buona considerazione per similitudini che ancora oggi ci accomunano a livello di lingua, di formazione intellettuale, di tradizioni, di religione. Nous sommes accomunés par la similitude, par le langage, tradizione e de religione. Similitudini, come già detto, che hanno permesso una percezione positiva dei veneti da parte dei vari organi amministrativi francesi, i quali hanno ritenuto più facile l'assimilazione degli italiani rispetto ad individui di altre nazionalità. Per queste ragioni e di obiettiva comunanza culturale, questo gemellaggio è sempre sinceramente continuato e sempre più consolidato, eppure accomunato da un'amicizia speciale sportiva nata nel 2012 con la squadra di rugby. Ad onor di cronaca, occorre dire che ci eravamo già conosciuti dal punto di vista sportivo. L'allora Unione Sportiva Calcio Segusino, su iniziativa di Gianfranco Montagnier, era già stata qualche anno prima del gemellaggio nei comuni di Saint-Jory e Saint-Alban. Il continuo nostro rapporto, che infine sfocia anche in una festa comune questa sera, sarà uno strumento importante per rafforzare i legami umani fra i nostri due comuni. Quindi devo rivolgere un sincero applauso anche agli ideatori di questa iniziativa, il gemellaggio, che auspico continuerà rafforzandosi negli anni a venire, sempre nel rispetto e nella tolleranza. Grazie per aver avuto la pazienza di ascoltarmi. Merci pour la patience d'avoir écouté moi. Auguro a tutti voi una buona continuazione, soprattutto con l'ospite d'eccezione di questa sera, il famoso cantautore e chitarrista francese Francis Cabrel, originario di Segusino. Viva Saint-Jory, viva Segusino! Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio il sindaco Gloria Paolon per il cortese invito che ha rivolto alla nostra associazione e saluto il sindaco di Saint-Jory con la delegazione che lo accompagna. Ecco, un anno fa è stato ricordato, ci siamo trovati in questo posto per ricordare i 40 anni di gemellaggio tra Segusino e Cipilo. Ecco, quello era un gemellaggio definito iure sanguinis, legato alle radici comuni tra Segusino e Cipilo. Questo aggiunge al rapporto che c'è stato tra queste due cittadine per l'emigrazione italiana, aggiunge anche quello che era un altro scopo dell'associazione che è stata ricordata prima, che era quello di creare una fratellanza tra cittadini europei, partendo dalla considerazione che questi rapporti non possono passare solo attraverso le istituzioni, attraverso gli stati che lo decidano, ma devono partire anche proprio dalla base, dai cittadini. Questo era lo scopo originario e credo che questa debba essere anche la ragione d'essere per gli anni futuri, sia dei gemellaggi che sono ben visti dalla nostra associazione. Anzi, dirò di più, che proprio nei gemellaggi la nostra associazione trova la sua attuale ragione d'essere, perché non siamo solo una associazione di ex emigranti, di persone che hanno vissuto in passato questa esperienza. Ricordo anche che anche negli ultimi anni ci sono tanti giovani che partono dall'Italia, quindi l'emigrazione non è finita, è un processo tuttora in corso. E quindi parlare di integrazione, parlare di fratellanza, credo sia sicuramente importante. È un investimento, secondo me, che facciamo per il futuro. Ho sentito dire, ma ci sono persone anziane, ma gli scambi sono fatti coi giovani, quindi credo che proprio tra i giovani si debba trovare la nuova linfa per alimentare appunto
sia i gemellaggi che le nostre associazioni, perché ritengo, lo dicevo prima, è un investimento nel futuro. Noi siamo un'associazione che ha 185 sezioni in tutto il mondo, nei 5 continenti. Ce n'è una anche a Tolosa, proprio vicino, mi pare che sia vicinissimo a Saint-Jury, proprio perché è stato uno dei luoghi, Tolosa e tutta la zona circostante, di destinazione dei nostri emigranti. Quindi questo rapporto è importante che rimanga. Mi è piaciuto prima sentire la signora esprimersi con qualche termine dialettale. Ecco, il dialetto è forse la lingua che ci accomuna ancora di più, perché chi è emigrato nei vari paesi ha imparato la lingua del paese, non ha imparato l'italiano, però conosceva e continuava a parlare il dialetto. Quindi è questo l'elemento appunto di unione tra chi è rimasto e chi è partito. Anch'io auguro che ci siano tante altre occasioni di scambi, importantissimi ritengo soprattutto quelli con le scuole. Io ho fatto l'esperienza durante le mie attività precedenti di accompagnare proprio dei gruppi di studenti, anche in Argentina, in Brasile, in paesi lontani, e posso dirvi che sono sicuramente esperienze arricchenti per tutti, per chi riceve questi ospiti e per chi li ospita. C'erano all'inizio, perché noi siamo un popolo abbastanza, i veneti sono abbastanza chiusi in se stessi, c'erano delle titubanze nell'ospitare per esempio nelle abitazioni persone che vengono da altre realtà. Però devo dire che laddove sono state vissute queste esperienze, sono esperienze che hanno lasciato il segno. Io mi sentivo dire da qualcuno, da qualche veneto, che aveva vissuto questa esperienza, ma organizzatelo ancora, perché è importante trovarci, è importante conoscerci. Grazie, quindi spero che questi giorni di permanenza siano piacevoli per voi e speriamo di trovarci per tante altre edizioni successive di questi gemellaggi. Buona giornata a tutti. Grazie ancora al presidente provinciale dell'Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo, Franco Conte, e al presidente della sezione di Segusino, Giovanni Cappellin. È arrivato il momento finale, quello più importante di questa cerimonia, però io volevo anche spendere una parola per quello che sta succedendo adesso in Francia e manifestare tutta la solidarietà del popolo italiano per il momento difficile che sta vivendo la nazione francese. Ed ora, Sindaco, ci alziamo in piedi, perché se volete potete alzarvi in piedi tutti quanti, perché questo è un momento bello. Chiedo anche al vice sindaco, che dovrebbe essere presente, perfetto, Stefano Verri, di avvicinarsi al sindaco. È già stato deliberato, giusto sindaco, mi corregga se sbaglio, in consiglio comunale, e adesso invece verrà proprio concretizzato con questo atto, ed è la consegna della cittadinanza onoraria al presidente del comitato gemellaggio di Saint-Jury, Vittoria Astegno, cittadina onoraria di Segusino. Ecco qua. Nuova cittadina. E vanno sempre bene queste notizie vista la denatalità. Sì, anche Diego per la foto. Ecco, sempre tutta la comunità di Segusino. Un applauso anche per lui, sempre protagonista anche nel gemellaggio con Cipilo. Diego Longo. Ecco la foto. E ne approfitto anche per ringraziare gli amici di Valdo TV che stanno mandando in diretta queste belle immagini. Ecco qua, vi faccio anch'io una foto. Benissimo, ma le sorprese non sono finite, potete rimanere tutti qui, perché adesso ci sarà anche un omaggio floreale per l'ex presidente del comitato gemellaggio di Segusino, se è presente qui con noi, Silvana Savoia. Eccola qua. Quindi chi si è impegnata all'inizio
Per lei un omaggio floreale da parte dell'amministrazione comunale di Segusino e anche le congratulazioni e ringraziamento da parte del sindaco Gloria Paulon e della presidente dell'attuale comitato gemellaggio di Saint-Jory, Vittoria Astegno. Facciamo le foto e vedo che le stanno facendo e adesso ci saranno altri omaggi per il sindaco di Saint-Jory e per sua moglie, che chiediamo di avvicinarsi qui con noi, la moglie, Madame, ecco qua, un applauso. Ecco qua. E poi ricordo a tutti i protagonisti, tutti i relatori, di fermarsi qua per la foto finale e poi vi spiegherò perché non è finita qui. Cosa regaliamo, sindaco? Ah, ok. Una bellissima targa Segusino Saint-Jory, 25esimo del gemellaggio. Ci sono degli omaggi anche per il console, la console onoraria di Francia a Venezia, Madame Jamet, che ringraziamo e ricordiamo essere professore associato di lingua francese alla Ca' Foscari di Venezia. Grazie per il suo intervento. E chiedo di avvicinarsi appunto anche, che è già qua con noi, all'ambasciatrice in Italia dell'Alliance Franco-Italienne, Emanuela Ortiz, quindi un libro sulla storia di Segusino. Ecco, grazie anche per il suo intervento e porti i saluti al Presidente che non è potuto venire per i motivi che ci ha spiegato prima. Benissimo. E ci sono altri omaggi, se non mi sbaglio, giusto? Omaggi proprio del territorio. Noi ricordiamo che proprio ieri questo territorio che si allarga a Segusino ha festeggiato i 4 anni da riconoscimento UNESCO delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, e quindi c'è proprio questo vino che è simbolo del nostro territorio e lo diamo al consigliere regionale Fabiano Barbisan, che dovrebbe essere ancora qua con noi, mentre il collega Razzolini è andato. Ne approfittiamo anche per omaggiare il presidente dell'Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo, Franco Conte. Ecco qua. Tra l'altro con un'etichetta bellissima, facciamo vedere al pubblico, dopo le facciamo la foto, questa è veramente bella. E non chiediamo a nessuno se è meglio lo champagne o il prosecco, questa non verrà chiesto a nessuno, e ringraziamo anche i 2 ex sindaci Antonio Stramare e Guido Lio, anche per loro un omaggio e un ringraziamento per la loro testimonianza, sempre con l'etichetta. Grazie per il vostro impegno per questo gemellaggio. E ringraziamo ancora anche il vicepresidente della provincia di Treviso, Martina Bertelle, per la sua presenza, sia in veste appunto di vicepresidente, ma anche di assessore del comune di Valdobbiadene. Abbiamo ricordato tutti, manca qualcuno? No, volete dire qualcosa? Sindaco, un'ultima parola, prenda pure il microfono e poi annunciamo il proseguimento della... E anche... Poi so che anche Vittoria vuole dirci qualcosa. Ma io ringrazio ancora tutti, abbiamo parlato a lungo, penso che quello che c'era da dire ce lo siamo detti. Le emozioni continuano, quindi insomma vi aspettiamo con noi di là per continuare il momento, continueremo con un momento istituzionale, andremo a salutare le nostre bandiere e poi tutto il resto che sapete, quindi rimanete con noi tutta la sera. Grazie davvero. Vittoria, e poi anche Silvana Savoia se vuole dire 2 battute. Mi vi domanda ancora dopo quei minuti perché anche noi altri vengono qualche regali per Segusino. Bene, e allora diamo la parola a Silvana Savoia, ricordiamo Alors, presidente del comitato gemellaggio bonsoir. all'epoca.
Comme ex-président du comité de jumelage de Ségosino-Saint-Jory, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Monsieur le maire, à sa délégation et aux autorités ici présentes pour la célébration du 25e anniversaire du jumelage. Merci à tous, merci pour votre présence. Un salut à tout le monde, bonne fête et bonne soirée avec Francis Cabrel. Au revoir, à bientôt. Bene, allora potete procedere con la consegna dei vostri omaggi. Se non l'abbiamo fatto prima, io ringrazio di cuore anche la Proloco di Segusino, che è sempre protagonista di tutte le iniziative, di tante iniziative di questa bella comunità. Ecco, allora facciamo un altro applauso per questi 25 anni di gemellaggio, 25 anni di amicizia, e poi la festa continua. E ricordiamo allora che cosa succederà tra poco. Ci sposteremo da Sala Zancanera a Corte Finadri, proprio a 2 passi da qua, per i 2 inni davanti alla bandiera d'Italia e la bandiera di Francia. Allora io mi sposto a fare il foto. Gli amici francesi stanno consegnando delle foto d'epoca, vero? Di Saint-Jory e anche un omaggio floreale. Ma non è finita qui, perché ci sono altre cose, come vedo. Non vedo lo champagne. Qua, anche per Diego. Un omaggio anche al presidente del consiglio comunale del comune di Segusino, Diego Longo. Ah, ecco qua, un ricordo di Saint-Jory. Non è finita qui. Veramente. E siete venuti in aereo, bravi. Ecco qua. L'ex sindaco Guido Lio. L'ex sindaco Antonio Stramare, con l'abbraccio fraterno di Vittoria Stegno. Benissimo, fatto tutto. Bene. E allora adesso, con molta calma, mentre chiedo a tutti i protagonisti e i relatori di fermarsi un attimo per la foto, intanto il pubblico si può spostare in Corte Finadri, dove ci saranno appunto gli inni davanti alle 2 bandiere, e poi ci sarà anche, partirà un interessantissimo tour enogastronomico. Sono quante tappe, Sindaco? 7 tappe per varie zone di Segusino, curato dalla Proloco di Segusino, e ci sarà anche un intermezzo musicale. Poi ci rivedremo tutti quanti stasera alle 20:45 per il grande e attesissimo Francis Cabrel. Andiamo di là.
Allora facciamo così, 4 di voi decidono se su, magari 4 donne, anzi tutte le donne decidono, faccio l'inchino e faccio io. Viva Segusino e viva Saint-Gervais!
Dico due parole all'inizio. Hai qualcosa? No, ma ho la voce alta. Okay, parto? Un attimo, digli la banda. Adesso partirà il secondo momento della cerimonia per il 25° anniversario di gemellaggio fra il comune di Segusino e il comune di Saint-Jory. La banda di Segusino eseguirà i due inni, partiremo con l'inno francese e successivamente l'inno italiano. L'inno
d'Italia. Ringraziamo la banda di Segusino per i 2 inni. Adesso la Segusino Brass Quintet eseguirà 5 brani di compositori italiani, mentre tutto il pubblico potrà divertirsi nel tour enogastronomico che abbina dei prodotti italiani, dei prodotti francesi, curato dalla Proloco di Segusino, subito dopo questo momento musicale. Noi però vi ricordiamo tutti che questa sera c'è il concerto di Francis Cabrel, questo grandissimo artista francese conosciuto in tutto il mondo. Infatti ci sono delle persone che sono qua da questo pomeriggio proprio per questo avvenimento così importante, gente comune e anche autorità che conoscono bene i momenti d'oro della musica francese proposta da Francis Cabrel, e quindi li aspettiamo alle 20:45. Alla fine del concerto poi ci sarà anche un'intervista. E chi dovesse conoscere la storia di Francis Cabrel sa che il suo nonno era proprio di Segusino e poi è emigrato in Friuli e successivamente in Francia per questa grande epopea poi che ha caratterizzato la sua famiglia. Quindi adesso io di nuovo lascio la scena alla Segusino Brass Quintet e anche alcuni componenti della banda di Segusino per questi brani di compositori italiani, e poi ci divertiremo tutti a questo tour enogastronomico che celebrerà le eccellenze della Francia e dell'Italia. Grazie a tutti per la vostra presenza.